Buonasera, bentornati alla nostra maratona elettorale. Si delinea ormai una situazione con Roberto Campagnolo, parliamo di Bassano ovviamente, è l'ultimo comune rimasto in ballo ed è quello su cui ci concentreremo da qui in avanti, ma ci siamo concentrati su Bassano anche nelle ultime ore. Nicola Finco, Roberto Campagnolo al ballottaggio, è quasi certo, manca l'ufficialità del dato, magari non avrà l'ufficialità del dato, ma lo vediamo decisamente più sereno rispetto a questa mattina. Andrea Viero, segretario cittadino della Lega, stretto collaboratore di Nicola Finco, che ha seguito passo dopo passo in questa campagna elettorale. Viero, non è ancora fatta, ma ci siamo quasi. Una breve risposta, perché poi andiamo da Chiara Gaiani, che ha un altro sindaco confermato. Intanto buonasera, grazie dell'invito. Non è ancora fatta, però insomma mi pare che i dati siano incoraggianti e la direzione sia abbastanza delineata. Molto bene, allora ne parliamo poi, anche perché davvero c'è una trasfigurazione del volto di Andrea Viero da una tensione pazzesca di oggi, ed è quella che abbiamo visto sul volto di tutti. E andiamo sempre in Alta Padovana con Chiara Gaiani. Buonasera Chiara, raccontaci, aggiornaci, vediamo un altro sindaco confermato o forse due? No, allora in realtà il sindaco è nuovo ed è Alberto Trento, lo ringraziamo, il nuovo sindaco di Fontaniva, ed è idealmente, diciamo, c'è il passaggio ideale del testimone davanti alla nostra telecamera da parte di Edoardo Pitton, che da oggi praticamente si toglie il mantello di sindaco, si toglie la fascia e quindi insomma diventa il passato sindaco. Partirei dal nuovo sindaco, un'affermazione netta, un'affermazione anche in continuità. Lei è stato sinora vice sindaco di Fontaniva, un risultato che vi incoraggia, insomma avete lavorato bene sinora, questo dicono i voti dei cittadini. Sì, sicuramente è un voto importante che dà molta forza al nostro operato, all'operato che è partito chiaramente nei 5 anni precedenti. Con Edoardo Pittona abbiamo avuto modo di gettare delle basi solide anche con progetti a medio termine, e adesso ricominciamo con una nuova squadra molto rinnovata rispetto alla precedente, con la quale davvero ci mettiamo al servizio dei cittadini con un grande entusiasmo, grazie appunto al consenso che abbiamo ricevuto da parte dei cittadini appunto. Ecco, ha governato 5 anni, poi ha deciso di passare il testimone Edoardo Pitton. Sì, sono stati 5 anni impegnativi ma belli, densi di soddisfazioni. E per esigenze professionali ho reputato opportuno non candidarmi più, e ho supportato dal primo momento Alberto Trento, che era il vice sindaco dell'amministrazione uscente, e credo che i risultati che abbiamo ottenuto con l'amministrazione uscente, ma soprattutto la proposta concreta che hanno portato con il nuovo programma elettorale, sia risultato decisivo nella scelta di tutti i fontanivesi, che ringrazio. Allora chiediamo proprio a lei, Alberto Trento, ha parlato di progetti a medio termine, su cosa si inizia a lavorare praticamente da subito, una volta finita la festa, che potete vedere alle nostre spalle? Sì, l'impegno sicuramente è nel continuare molti progetti che già sono in cantiere o sono comunque a un avanzato stadio di progettazione. In primis rendere fruibile la passerella sul fiume Brenta, un'opera che ha avuto il collaudo tecnico, le prove di collaudo tecnico la scorsa settimana, e che a brevissimo sarà finalmente fruibile. Grazie a questo si aprono numerose opportunità per il comune di Fontaniva, opportunità anche per quanto riguarda l'aspetto della bike economy, che insomma è un trend davvero molto in voga e può portare molto al comune di Fontaniva, ma il nostro programma parte principalmente dalla persona, dal porre la persona al centro, quindi partiremo con lo sportello di comunità, che permetterà di dare dei servizi ai cittadini rispetto alle necessità di tutti i giorni fondamentalmente, no? In un mondo sempre più complesso e in cui è difficile orientarsi, avere comunque un primo approdo che dà delle indicazioni su come muoversi sicuramente è importante. Insomma, se è bike, è un comune green Fontaniva, con il Brenta, questo fiume insomma che è un po' il simbolo di quest'area, no? Che arriva da Bassano e poi porta verso Padova. È un fiume, un collante, ma è anche un fiume da gestire, Brenta. Sì, per noi il fiume è la seconda piazza di Fontaniva, è molto viva, è
molto partecipata dai cittadini, tutti ci tengono moltissimo, fa parte dell'identità del nostro comune, e sicuramente la valorizzazione di questo patrimonio che abbiamo sarà fondamentale per il futuro. Abbiamo già investito parecchio, c'è in corso una presentazione di un bando importante per il potenziamento di quello che è stato il bosco di pianura che abbiamo già piantato durante questi 5 anni, potenziamento dal punto di vista delle attrezzature dei percorsi, in modo tale che dalla ciclovia del Brenta ci si possa effettivamente fermare, trovare un punto di sosta per poi magari attraversare la passerella e arrivare a Fontaniva. L'attenzione al verde e comunque al patrimonio ecologico che abbiamo è un punto di forza sul quale davvero intendiamo puntare. Ecco Ferdinando, non so se hai domande da studio. Chiara, ti ringraziamo molto, mi scuso per aver confuso il nuovo sindaco con invece qualcuno che sindaco non era, ma... Vi ho fatto un tranello, succede. però in realtà no, mi sono presentata in doppio. Il bello della diretta, ci hai un po' ingannato, ma va benissimo così. Complimenti e grazie anche al sindaco uscente per tutta la collaborazione e la disponibilità che ci ha sempre fornito in tutto questo tempo. Grazie Chiara, ti lasciamo proseguire nella tua ricerca in Alta Padovana. Noi torniamo in studio, c'è Andrea Viero, dicevamo decisamente più sereno rispetto a oggi, dati benissimo. Allora abbiamo un altro sindaco in arrivo, Andrea Viero, dati più o meno acquisiti, fra un po' immaginiamo che possa anche scattare una qualche forma di festa, mentre una festa che sappiamo che c'è già stata è quella del sindaco confermato a San Zenone degli Ezzelini, che abbiamo sentito prima al volo, ma era impegnato con la sua squadra per fare un po' di cacciara, perché ci sta a questo punto. Adesso lo vediamo già bello serio, pronto per altri 5 anni di amministrazione. Allora, sindaco, siete... In questo caso eravate un po' fuori dalle grandi rotte politiche, diciamo che la partita si è giocata molto su Bassano, si sta giocando molto su Venezia, ma immaginiamo che anche San Zenone degli Ezzelini guardi con attenzione a quello che succede nel resto del territorio. Beh, sicuramente guardiamo attenzione a quello che succede nel territorio, anche perché l'amministrazione comunale deve collaborare con il territorio e anche con gli amministratori degli enti superiori. Noi dalla nostra insomma il 76 ed oltre di persone. Sindaco, la interrompiamo perché abbiamo qualche piccolo problema di audio. Non so se riesce a sistemare il microfono immagino che stia usando uno smartphone per questo collegamento via Skype. No, ma va benissimo, perché ormai si può fare praticamente tutto anche con i telefoni. C'è un problema di audio, sentiamo una parola su 3, forse entra qualcosa da fuori, forse se ci spostiamo, proviamo adesso se si sente meglio. Ok, proviamo, se mi sentite adesso provo a parlare. Benissimo, sì. Bene. No, dicevo appunto che come amministratori dobbiamo sicuramente collaborare con il territorio e con gli altri amministratori, anche degli enti superiori che sono stati rinnovati come adesso appunto per quanto riguarda le europee. Abbiamo vinto una battaglia qui a San Zenone, insomma, del 76% di persone che ci hanno votato e ci hanno dato la loro fiducia, per cui siamo davvero contenti e ringraziamo i nostri concittadini, le nostre concittadine. Saranno 5 anni sicuramente nei quali porteremo avanti tutti i progetti che abbiamo in cantiere, che stiamo portando avanti in questi anni, e anche di nuovi logicamente. San Zenone degli Ezzelini è famoso per molti progetti, molte idee anche culturalmente decisamente interessanti, ma da qualche tempo è famoso anche per una battaglia, ci perdoni se la tiriamo fuori dal cilindro, ma è pane per i nostri denti, una battaglia quasi quotidiana con la regione per il tema della Pedemontana. Ormai la Pedemontana sta diventando una strada in cui i flussi sono più importanti, è una realtà del territorio, voi però non mollate su quelle che sono le opere compensative che vi mancavano. Esatto, noi sicuramente non molliamo. È logico che la Pedemontana è un'opera, un'infrastruttura che serve per il nostro territorio, e siamo felici che oggi sia aperta e si possa appunto usare. Però noi abbiamo le opere compensative che, validate appunto da 3 sentenze, attendiamo da molti anni dalla Regione Veneto. Adesso si tratta di rimetterci a tavolino, e sperando la Regione questa volta insomma capisca che queste opere si devono fare.
che quel 76% e più di persone che ci hanno votato forse ci hanno votato anche per questo, perché hanno visto che come amministrazione abbiamo portato avanti e crediamo in quello che il nostro territorio ha bisogno, e abbiamo portato avanti appunto questa purtroppo battaglia che è stata con la Regione, ma l'abbiamo fatto proprio per il bene dei nostri cittadini e del nostro territorio, per cui adesso insomma ci rimetteremo al lavoro e continueremo il lavoro che stavamo facendo anche su questo verso. Allora Sindaco, noi l'aspettiamo fra qualche giorno, magari domani bisognerà un po' smaltire l'euforia del risultato, poi l'aspettiamo qui in studio per cominciare a parlare dei prossimi 5 anni che l'aspettano. In bocca al lupo e grazie. Grazie mille, grazie a voi. Allora, avete sentito, questi sono i temi del territorio. Chiedo alla regia se possiamo andare da Monica Smidele, che vediamo pronta per un collegamento sempre dal municipio. Monica, raccontaci. Sì, sono sempre qui in municipio a Bassano del Grappa, ormai sono 35 su 41 le sezioni che sono state scrutinate, quindi il quadro è ormai delineato e vede andare al ballottaggio Roberto Campagnolo e Nicola Finco. Con me c'è Giulia Bindella, che è coordinatore della lista Impegno per Bassano, che ha espresso come candidato sindaco Roberto Marin, un risultato per loro al di sotto delle aspettative. Decisamente deludente come risultato, evidentemente non siamo riusciti a trasmettere il nostro progetto di città a Bassano. Un risultato che attualmente vede circa il 10% delle preferenze. Sì, più o meno quello del 2019. Adesso che cosa succederà in vista del ballottaggio? Beh, adesso ci troveremo con calma dopo aver riposato, la notte porta consiglio, e vedremo quale sarà la cosa migliore da fare. Abbiamo più volte oggi cercato al telefono Roberto Marin, purtroppo non ci ha mai risposto. Insomma, comprensibilmente direi di lasciarlo un po' tranquillo. Effettivamente che cosa non ha funzionato, insomma, entrando un po' più nello specifico? Ma credo che proprio la colpa sia da individuare all'interno nostro, non cerchiamo capi espiatori, evidentemente un bel esame all'interno della nostra lista civica va fatto. Un suo commento un po' più in generale sull'esito di questa tornata elettorale a Bassano in vista poi del ballottaggio? Ero quasi certa su Campagnolo, eravamo incerti su quali potessero essere i competitors di centrodestra. Mi pare che comunque sia abbastanza sorprendente il risultato ottenuto da Nicola Finco. Ferdinando, siamo a disposizione per eventuali domande da studio. Abbiamo comprensibilmente una certa delusione nel commentare questi dati, ma assolutamente ci sta. La curiosità, perché si comincia già a guardare avanti, ma l'avete accennato, il tema è quello del ballottaggio, è quello di un eventuale apparentamento, oppure liberi tutti, ognuno in fede decide di fare quello che vuol fare e c'è libertà. C'è un certo rammarico anche per chi dice: se il gruppo di Marin fosse entrato in una delle due coalizioni di centrodestra non saremmo qui a parlare di ballottaggi, probabilmente saremmo qui a parlare di un candidato che ha superato il 51. Non diciamo la stessa cosa dell'unione del centrodestra unito, però avrebbe fatto sicuramente l'ago della bilancia all'interno di una delle due coalizioni. Con i se e con i ma sì. non si va da nessuna parte, noi prendiamo atto del risultato e dopo esserci confrontati tra di noi vedremo quale sarà la nostra strada. Tutto qua. Per quanto riguarda il ballottaggio, mi diceva appunto Giulia Bindella che al momento insomma non c'è nessuna indicazione, che ci saranno delle riflessioni da fare perché ovviamente è prematuro in questo momento, e poi insomma ci comunicheranno eventuali apparentamenti o eventuali altre riflessioni. Certamente, se faremo qualcosa sarete i primi a saperlo. Molto bene Monica. Ferdinando, a te. Grazie Monica, grazie anche alla sua ospite. Allora Andrea Viero, abbiamo parlato di voi, parliamo anche degli altri adesso. Delusione Marin, abbiamo visto proprio la delusione sul volto di questa esponente del gruppo di Roberto Marin, che si pensava potesse fare molto di più. Addirittura c'è stato un momento della campagna elettorale in cui era dato fra
i possibili candidati che approdano al ballottaggio, invece si è fermato a un 10%. Evidentemente l'elettorato in un centrodestra così frazionato a un certo punto ha deciso di optare per le due soluzioni magari più corpose, più forti, che erano appunto la coalizione di Elena Pavan piuttosto che quella di Nicola Finco. Quindi molto probabilmente al netto dell'elettorato fedele a Roberto Marin poi c'è stato un po' di voti che si sono poi sono finiti nelle nostre liste. Per qualcuno che piange, naturalmente in modo metaforico questo momento, c'è qualcuno che se la ride perché c'era Angelo Vernillo, che rivediamo in piazza con Mirko Cavallin, che se la rideva proprio, anzi saluta sorridendo. Vuol dire che anche loro insomma hanno capito che il risultato è acquisito, la giornata è finita, si può andare a fare un po' di festa finalmente, magari poi per tutto il resto ci pensiamo domani. Eh sì, ben ritrovati Ferdinando. Tanta gente diceva appunto ad Angelo Vernillo: ti vedo sorridente. Beh, insomma, ci mancherebbe. Beh, sicuramente sì, perché è un ottimo risultato, anche perché arrivare primi al ballottaggio in una città dichiaratamente di centrodestra come Bassano del Grappa è una cosa importante per una coalizione di centrosinistra, una coalizione di centrosinistra che ha saputo rimanere unita, che ha saputo lavorare i temi propositivi e positivi, che ha saputo parlare alla città, e adesso dobbiamo 2 settimane in cui dobbiamo portare a compimento questo lavoro iniziato. Non le chiedo che avversario preferite. No, ma è indifferente qual è l'avversario. L'avversario sarà quello che hanno scelto i cittadini. Ecco, sappiamo che si stanno un testa a testa per il secondo posto e attendiamo il risultato finale con serenità. In questa campagna elettorale mescolata anche alle europee con queste divisioni che sono state nel campo del centrodestra, da parte vostra no, con l'exploit di Gianni Zen, insomma è stata una campagna elettorale che definirebbe come? Ma direi una campagna elettorale abbastanza strana, ma una campagna elettorale che tutto sommato è riuscita a rimanere un po' sui temi della città, almeno per quanto ci riguarda. Non ci sono state grosse polemiche, c'è stata la volontà di ascoltare i cittadini, di proporre una visione di Bassano che guarda al futuro. Domande, Ferdinando? Ne parlavamo anche quando è passato a salutarci qui in studio con Angelo Vernillo. Allora, una cosa è scegliere tra virgolette l'avversario, una cosa è sapere che c'è una forte possibilità di trovarsi di fronte a una coalizione riunita dall'obiettivo comune, che è quello di battere Campagnolo, superando personalismi, superando cose che sono apparse insuperabili all'inizio della campagna elettorale, che invece forse adesso con il risultato a portata di mano possono essere messe da parte. Ma io credo che farebbero fatica a spiegarlo ai cittadini, insomma, perché se la loro reunion si dovesse essere, è solo una reunion dovuta alla volontà di arrivare sulla sedia, sulla poltrona, ma non c'è nessuna progettualità comune, ma è semplicemente un mettersi insieme contro qualcuno, in questo caso contro la nostra coalizione. Sarebbe importante e interessante invece ragionare sempre in termini positivi e propositivi per la città. Questa campagna elettorale che un'ultima domanda velocemente, Mirko, che percezione avete avuto dai cittadini? Ma i cittadini avevano tanto bisogno di essere ascoltati, noi siamo stati in mezzo a loro, in mezzo alla gente, li abbiamo incontrati, abbiamo continuato ad ascoltare e sentire che tipo di città volevano e vogliono. E questo sarà il nostro impegno se decideranno di farci governare la città. Le proporzioni di questo primo turno erano quelle che vi aspettavate? Per quanto riguarda voi? Ma noi ci aspettavamo un risultato simile a questo, comunque ci aspettavamo di fare il meglio possibile, perché lo scenario non era facile, non è facile, ci sono state delle scelte autonome di gruppi, di persone che hanno fatto il loro percorso e che indubbiamente hanno influito in termini di erosione del consenso per quanto riguarda la nostra coalizione, però il fatto di essere stati uniti, di aver lavorato sempre per Bassano e contro nessuno ci ha premiato. Sarà un ballottaggio balneare con i rischi connessi? Ma io credo che i nostri elettori al mare non ci andranno, perché hanno a cuore Bassano del Grappa, e quindi il 23 e il 24 di giugno andranno tutti alle urne a votare ancora una volta Roberto Campagnolo, anzi convinceranno anche chi non ha potuto votare al primo turno a votarlo al secondo turno. Mirko, riprendiamo la linea. Vernillo, noi ci sentiamo benissimo, riprendiamo la linea perché abbiamo un ospite piuttosto importante in arrivo, ma salutiamo Andrea Viero gli giriamo la domanda che praticamente arriva diretta da Angelo Vernillo.
è in arrivo una reunion, come si parla per quelle band di vecchi cantanti bolliti che si rimettono insieme per pigliare qualche soldo? Ma guardate, è chiaro che adesso ci sono 2 settimane avanti per arrivare al ballottaggio. Vediamo questa cosa come delle primarie all'interno del centrodestra. Ha prevalso molto probabilmente il nostro candidato sindaco. Credo che alcuni dati siano anche confortanti in termini di coalizioni. Il risultato della Lega, per esempio, che ha tenuto il risultato delle europee, quindi le periferie molto probabilmente sono molto fedeli al nostro gruppo. No, credo che appunto queste siano delle primarie che ci portano a fare dei ragionamenti per il secondo turno. Allora, ringraziamo Andrea Viero per essere stato con noi, naturalmente lo sentiremo nei prossimi giorni perché i temi di una segreteria politica cittadina come la sua sono piuttosto interessanti in questo momento. Sentiamo un po' di dichiarazione della sindaca rieletta per la 7ª volta, ci conferma Andrea Viero, Antonella Corradina, Lusiana. Sì, allora sentiamo cosa ha detto questa mattina ai nostri microfoni. Sì, grazie Ferdinando, bentrovati a tutti. L'ufficialità è arrivata poco fa. Antonella Corradini è stata confermata sindaco di Lusiana Conco, era l'unica candidata e c'era questa incognita del quorum. Insomma, un quorum superato ampiamente, direi. Sì, il quorum è stato superato ampiamente, i cittadini hanno capito che il bene del comune non è avere un commissario ma un'amministrazione che fa, che lavora e che funziona. Una bella squadra, siamo riusciti davvero ad avere una squadra importante con persone assolutamente di valore e che vengono e che rappresentano tutte le zone del nostro grande comune, e chi conosce bene Lusiana Conco sa di cosa parlo, e quindi quorum raggiunto e risultato buono, insomma ne siamo molto contenti. Ci aspettano 5 anni di lavoro importante, ma questo non ci spaventa. Quelli che si sono espressi sono circa 2.500 sui 3.888 effettivamente residenti qui, poi ci sono altri 1.200 cittadini che sono iscritti all'anagrafe ma residenti all'estero. Era questa per voi come per altri comuni della zona montana e pedemontana l'incognita più grossa? Sì, anche se è stata modificata la normativa per cui il quorum per la validità della votazione si calcola sugli aventi diritto al voto residenti, quindi quel 40% si calcolava appunto sui 3.880, per questo il quorum raggiunto è stato di 60,47, quindi un po' più facile rispetto a qualche anno fa. Però insomma c'era anche un partito nascosto che ha lavorato forse per volere il commissario. Sì, evidentemente qualcuno riteneva che appunto il commissario fosse meglio, peccato, dispiace, perché avrebbero benissimo potuto fare una loro lista e così esporsi prima di tutto e anche partecipare ad un confronto democratico come si fa in Consiglio Comunale. 5 anni dopo la fusione, una fusione che sta funzionando, ovviamente con le dovute fatiche. Da adesso in poi su cosa si procede, Sindaco? Allora, noi abbiamo un programma dei primi 5 anni che non è ancora completato ed è un programma importante che vede moltissime opere, dico solo 15 milioni di opere, e siamo riusciti ad avere più di 10 milioni di contributi. Naturalmente non tutto è stato realizzato, ricordiamo tutti che questo quinquennio appena terminato è stato un quinquennio terribile, pensiamo al Covid, noi abbiamo avuto vaia, alluvioni, una tromba d'aria, insomma una serie di cose che hanno reso tutto difficile. Poi erano i primi 5 anni dopo la fusione e quindi bisognava mettere insieme tutto quanto. Questo è un processo in fieri che non è ovviamente concluso, che proseguirà nel prossimo quinquennio, nel quale vogliamo completare quegli importanti interventi iniziati e naturalmente con l'aiuto di tutti, e voglio dire non solo la squadra, i consiglieri, ma i cittadini, le associazioni che li rappresentano, che sempre si fanno promotori di iniziative, di interventi e di proposte.
Allora, avete sentito Antonella Corradini rieletta ancora in altopiano, e in altopiano sono cambiate molte cose, ve l'abbiamo detto prima, sono stati sconfitti Elisabetta Magnabosco e Emanuele Munari, abbiamo sentito anche Roberto Rigoni Stern confermato, poi andremo a vedere a Foggia cos'è successo perché aspettavamo i dati, ma ci spostiamo dall'altopiano all'Alta Padovana, andiamo ancora da Chiara Gaiani. Buonasera Chiara. Esatto, mi sembra 40%. Vai Chiara! Eccoci da San Giorgio in Bosco con il sindaco Nicola Pettenuzzo che sta ricevendo telefonate su telefonate. È stata insomma una bella vittoria, lei sta festeggiando da oggi pomeriggio. Sì, sto festeggiando, è stata una vittoria bellissima, una vittoria della mia comunità che ringrazio tantissimo per la fiducia che mi hanno rinnovato ed è stata veramente una fortissima emozione e ancora adesso lo è perché è stata una campagna dura, una campagna iniziata il 19 gennaio quando mi hanno mandato a casa, ma dal 19 ad oggi sono stati un continuo di telefonate, di messaggi di vicinanza, di stima e di apprezzamento e oggi coroniamo questo sogno insieme alla mia squadra, una squadra di ragazzi e di ragazze che hanno dato tutto se stessi per riuscire a raggiungere questo importante risultato per la Lega ma soprattutto per la nostra comunità. Allora, circa 140 voti di distacco con Zanfardin, se non sbaglio, candidato di Fratelli d'Italia, Nicola Pettenuzzo, anche segretario provinciale della Lega di Padova. A San Giorgio in Bosco la Lega si è imposta su Fratelli d'Italia. Sì, a San Giorgio in Bosco la Lega si è imposta su Fratelli d'Italia. Non lo nego che è una doppia soddisfazione. È un alleato di governo, ma qui hanno messo in campo tutte le armi per riuscire a vincere. È stata, come ho detto, una battaglia dura, è stata una battaglia senza risparmiarsi su ogni cosa e quindi non lo nego che è grande la soddisfazione per me ma soprattutto anche per il nostro partito che ha dimostrato anche in questa occasione di essere un partito forte nel territorio, vicino alla nostra comunità e che ha sicuramente dato un contributo importante anche alla mia vittoria. Ecco, lei lo ricordava, la difficoltà dei mesi di commissariamento a pochissimi mesi poi dalla scadenza naturale del suo primo mandato. Adesso da dove si riparte? Ripartiamo da dove ci eravamo fermati. Avevamo tanti progetti in itinere, quindi portiamo avanti quello che avevamo programmato di portare avanti. Il commissario ha fatto il suo lavoro, mi ha chiamato prima, l'ho ringraziato per la sua telefonata, per il lavoro che ha svolto per la nostra comunità e quindi noi siamo forti di quello che avevamo, come ho già detto, programmato per gli ultimi mesi della nostra amministrazione e quindi ripartiamo da lì con un nuovo slancio fatto anche dalla squadra che ho costruito in queste settimane, che sono ragazzi e ragazze, come ho detto, che hanno veramente tanta voglia di amministrare e di fare del bene per il nostro paese e quindi siamo sicuramente convinti e attrezzati per far bene il nostro lavoro. Ecco, da segretario provinciale della Lega sarà al lavoro anche su alcuni ballottaggi importanti in provincia di Padova. Chiesaro ha vinto a Cadoneghe, però non si dice si va al ballottaggio anche a Selvazzano e poi anche a Rubano. Siete in tutti e tre i ballottaggi, come vi muoverete? Adesso studieremo un attimo le possibili alleanze, ovviamente l'obiettivo è quello di raggiungere la vittoria su tutti i comuni dove siamo al ballottaggio. Abbiamo candidati forti, candidati all'altezza del ruolo che spetta loro, quindi il partito ci sarò con tutte le mie forze per dare loro sostegno, forti anche dell'esperienza, insomma abbiamo calato negli anni degli amministratori nei territori che hanno dimostrato di essere bravi a gestire e ad amministrare la cosa pubblica e quindi voglio soltanto che loro coronino lo stesso mio sogno e sarà un mio impegno a portare avanti la loro battaglia fino alla fine. Un ultimo commento sull'europeo, del risultato deludente. Ma sì, io non lo definirei deludente, era sicuramente un risultato che dovevamo in qualche modo capire e analizzare, è tutt'oggi il risultato che stiamo analizzando, abbiamo tenuto, è vero che
insomma, c'era un certo timore, ma anche a livello regionale siamo riusciti a portare a casa un risultato importante. Se non ricordo male, adesso faccio forse un po' di confusione. Siamo sul 9% circa. Vabbè, comunque. No, forse no, a livello Veneto 13. Veneto 13, sì, qualcosa in più del 13, pertanto insomma abbiamo tenuto e quindi da qui partiamo. Il mio lavoro come segreteria è quello di ricucire quelle piccole fratture interne per riuscire a ridare nuovamente sostanza al nostro movimento. Non dimentichiamo che sono usciti alcuni pezzi da 90, ok, dal nostro movimento, però tutto sommato insomma la percentuale che abbiamo raggiunto certifica un certo apprezzamento e quindi questa è una cosa importante e da qui partiremo a lavorare per il futuro. Ecco, non so, io ho avuto problemi a sentire lo studio, lo dico insomma alla regia e mi pare tuttora di non riuscire a sentirlo, quindi io ringrazio Nicola Pettenuzzo per essere stati con noi, ancora congratulazioni, buon lavoro da amministratore e da sindaco. Ringrazio anche Andrea Benetti che mi sta accompagnando in questo viaggio tra i nuovi amministratori dell'Alta Padovana. Vi restituisco la linea da San Giorgio in Bosco. Noi ringraziamo Chiara Gaiani e il suo ospite. Andiamo fra poco, avremo altri collegamenti da Bassano perché ci sono altre forze politiche da sentire. Possiamo dirvi che è in arrivo un ospite davvero importante visto quello che si sta delineando, ma l'avremo qui, ecco qui. Allora abbiamo Nicola Finco pronti per un rush finale, possiamo dirlo adesso? Sì, altri 15 giorni sul territorio con il massimo dell'acceleratore, però ovviamente noi siamo pronti, insomma siamo pronti, siamo veramente contenti del risultato che abbiamo ottenuto. Qualcuno ci dava per quarti addirittura qualche settimana fa, invece abbiamo fatto un lavoro silenzioso, senza campagne sfarzose, ma lavorando sul territorio in modo capillare in tutti i 22 quartieri della città, parlando con le tante associazioni e le tante realtà. Non abbiamo mai attaccato nessuno perché abbiamo voluto fare una campagna elettorale propositiva proprio per diffondere l'idea che abbiamo di città per il prossimo futuro e i cittadini bassanesi insomma ci hanno premiato, ci hanno dato ovviamente questa possibilità di giocarcela al ballottaggio. Adesso ovviamente mancano 15 giorni ma ce la giocheremo tutta. Allora vediamo che Monica Schmiederle è con Gianni Castellan in piazza e andiamo subito da lei, vediamo la linea. Monica. Sì, eccoci in diretta dal cuore, dalla piazza di Bassano del Grappa con Gianni Castellan, coordinatore di Italia Viva e candidato nella lista civica di Nicola Finco. Grande soddisfazione anche da parte sua. Sì, dal pianto politico di questa notte, perché come Italia Viva non abbiamo raggiunto il quorum alle europee, a un mezzo sorriso di sollievo, perché il nostro nuovo progetto politico di rafforzare una proposta di centro con Nicola Finco candidato sindaco sembra che una fetta consistente di bassanesi l'abbiano diciamo apprezzata e l'hanno soprattutto votata. Come mai questa sua scelta di entrare nella lista civica di Finco essendo esponente di Italia Viva? Perché abbiamo fatto un ragionamento di provare a costruire una proposta amministrativa nuova che tagliasse un po' con le estreme e quindi da questo punto di vista abbiamo pensato di proporre una soluzione ai tanti problemi della città di Bassano con il buon senso del padre di famiglia. Quindi questo progetto del grande centro? Sì, il progetto del grande centro che, come dice Finco, non riguarda solo i prossimi 5 anni di amministrazione, ma riguarderanno i prossimi 10 anni. È un laboratorio politico nuovo che vuole anche proporsi anche a partire dal prossimo appuntamento politico che saranno le regionali del prossimo anno. Diventa molto interessante, Castellana, adesso il ballottaggio, no? Che cosa potrebbe succedere secondo lei in casa centrodestra? Ma io non lo so cosa potrà succedere in casa del centrodestra, adesso godiamoci questo parziale risultato, faremo una riflessione molto attenta con Nicola Finco in modo tale di fare bene, come abbiamo fatto durante questa campagna elettorale, l'ultimo miglio per portare la città di Bassano in mano ad amministratori capaci.
Allora, qui con noi mi sposto e ringrazio Gianni Castellan, c'è Nicola Giangregorio, l'abbiamo fermato al volo, stava passando per la piazza, Elena Pavan non è riuscita insomma ad arrivare al ballottaggio e c'è questa analisi da fare sul risultato sicuramente di Fratelli d'Italia. Lei come coordinatore locale di Fratelli d'Italia che prima analisi può tracciare? Beh, in questo momento noi dobbiamo guardare a quello che sarà anche la questione del ballottaggio. Io mi fermerò con i miei, quindi con il circolo e con il gruppo, e cercheremo appunto di analizzare questa discrasia che c'è stata tra il voto alle europee e il voto alle amministrative. È vero che alle amministrative si votano le persone, però è chiaro che c'è una differenza importante su cui poi chiaramente le nostre riflessioni dovranno concentrarsi per cercare poi di fare meglio, anche perché bisogna sempre migliorare, bisogna sempre cercare di fare un passaggio in più. Noi siamo contenti di aver fatto comunque la nostra scelta, ne siamo stati convinti sin dall'inizio e continueremo da questo punto di vista, tenendo conto che per noi la coerenza era la traccia da seguire. Visto che lei mi parla di coerenza, che cosa potrebbe succedere adesso al ballottaggio? Il centrodestra può trovare un punto d'incontro, può essere siglata una pace in qualche modo? Secondo lei è fattibile o no? Beh, sicuramente bisognerà incontrarsi, bisognerà parlare, bisogna trovare la giusta sintesi, se c'è, se esiste, ma questo più che altro per quella coerenza che porta a un centrodestra che comunque deve essere un centrodestra unito, anche se abbiamo visto anche in campagna elettorale la lista di Nicola Finco, all'interno delle anime che non poco conciliano con Fratelli d'Italia. Ecco, questo sarà un ulteriore ragionamento, un'ulteriore riflessione per continuare su una strada che è la strada quella che abbiamo intrapreso. Lei diceva noi rifletteremo su questa forbice così ampia perché rispetto al risultato di Fratelli d'Italia alle elezioni europee sono stati persi una ventina di punti percentuali, quindi è una percentuale molto alta. Va detto che alle amministrative normalmente i partiti politici, quelli trainanti, poi fanno i conti con percentuali più basse, ma una percentuale così alta fa davvero riflettere. Beh, questo è sicuramente un passaggio su cui noi dovremo riflettere. Non sono piaciute le persone secondo lei, Giangregorio? Non lo so, io non ho guardato le preferenze, sono stato impegnato col mio lavoro, quindi non ho avuto questa possibilità. Quello che ritengo è che comunque bisogna fare un passo avanti e capire un po' dove andare. Siamo a disposizione naturalmente, Ferdinando. Allora Monica, avete parlato naturalmente della differenza che c'è fra il voto delle europee e il voto a Bassano. Ovviamente sono dinamiche che poi andranno a vedere i Fratelli d'Italia bassanesi. Questo era secondo me il tema principale in questo momento, quindi lasciamo libero anche Nicola Giangregorio, che ringraziamo anche per la grande disponibilità che ci ha dimostrato nel corso della campagna elettorale, e torniamo in studio perché abbiamo un ospite con cui parlare di questa tornata. Allora, Nicola Finco, abbiamo sentito, l'ha ammesso anche Nicola Giangregorio, Fratelli d'Italia a livello di europee ha fatto un risultato, a livello di coalizione a Bassano ha fatto tutt'altro risultato. Perché? Perché si parla di persone, perché il traino politico non è stato così forte, perché c'è una grande differenza fra Fratelli d'Italia nazionale e quelli di Bassano. Quale può essere una lettura di tutto ciò? Diciamo che spesso la politica sottovaluta i cittadini, invece i cittadini sono molto attenti. Ieri loro durante ovviamente l'elezione per le europee hanno espresso un giudizio politico e hanno premiato ovviamente il partito di Giorgia Meloni, però poi allo stesso momento che dovevano votare anche per le elezioni amministrative hanno fatto delle scelte basate sulla rappresentanza locale, quindi sui candidati consiglieri e sulle figure di candidati sindaco, quindi facendo un voto parecchio differenziato rispetto alle elezioni europee. Quindi questo dimostra la maturità dei nostri cittadini, ma soprattutto dimostra poi anche chi è radicato sul territorio, chi ha una classe dirigente pronta per amministrare il territorio, perché sappiamo benissimo che è facile
vincere la schedina sul tavolo politico a livello nazionale o a livello europeo, ma poi le vere sfide sono, soprattutto per i partiti, chi riesce ad avere le persone valide da presentare sul territorio che sappiano guadagnarsi il consenso. Quindi penso che ne abbiamo dato dimostrazione, nonostante magari anche per il mio movimento non sia un periodo facile, però insomma abbiamo dato un bel segnale. Un bel segnale è stato dato anche da È il momento, perché il risultato che ha ottenuto ci porta a percentuali che sono davvero molto interessanti e vediamo che Mirko è con il gruppo che ha già festeggiato, perché il risultato che ha raggiunto è straordinario e l'hanno ammesso tutti. C'è più di qualcuno che dice ma quei ragazzi li vorrei all'interno della mia coalizione. Mirko, ti cediamo la linea. Grazie Ferdinando, eccoci qui in gruppo con Gianni Zen, candidato sindaco, e con Manuel Remunato, di cui diremo tra poco qualcosa. È giovane ma lo possiamo definire anziano, tra poco vi spieghiamo perché. Allora, cominciamo da Gianni Zen, siamo già 2500 voti, mancano ancora 6 sezioni, sopra le aspettative? Beh, direi un grande risultato, e questo ci riconosce in qualche modo quella che è la grande novità come bassanesi rispetto alla politica che abbiamo fino a qui assistito. Noi abbiamo la responsabilità di cambiare qualitativamente la politica bassanese e vedere un bel gruppo di trentenni, perché qui si tratta di trentenni inseriti nel mondo del lavoro che hanno dimostrato di avere quella capacità in più di guardare al bene comune, e credo sia un giusto riconoscimento che i bassanesi ci hanno dato in questo passaggio elettorale, che provocherà, credo, una riflessione in tutti i partiti, perché oggi non è più possibile accettare il modo tradizionale di fare politica. È proprio su questa cifra di novità, di onda giovanile, che voi avete fatto questo risultato, secondo lei? In realtà non è tanto una forma di giovanilismo, ma è l'esigenza di guardare il mondo con gli occhi del futuro, fra 10, fra 5, fra 20 anni, e questo credo sia l'esigenza che tutti sentono, tant'è vero che se metà delle persone aventi diritto, cioè degli elettori, non vanno a votare, questo ha pure un significato. Noi dobbiamo in qualche modo ricostruire la fiducia delle persone verso le istituzioni. È possibile cambiare, non è vero che sono tutti uguali, non siamo tutti uguali. Allora, dicevamo di Manuel Remunato, consigliere anziano, perché a dati attuali, i suoi 524, forse anche di più, adesso ci aggiorneranno, preferenze individuali, lo fanno il candidato più votato del comune, e quindi sarà colui che per norma presiederà la prima riunione del Consiglio Comunale. Che cosa ci dice? Sarà sicuramente un'emozione, ma sarà un'emozione anche rispetto al gruppo che abbiamo creato, perché prenderò questa responsabilità perché in questo periodo abbiamo portato avanti una politica della speranza, abbiamo portato avanti una politica del servizio, e questo l'abbiamo dimostrato, una politica plurale, una politica fatta davvero di persone e che ha parlato con le persone. Le mie preferenze sono solo il sintomo di persone che hanno scritto dei nomi. In politica nessuno più scrive i nomi. Segna quello che è il simbolo, a noi hanno segnato il simbolo e hanno scritto dei nomi, e questo è importante, questo lo dobbiamo portare a Bassano e porteremo a Bassano nei prossimi anni. Saremo vicino alle persone, questo ce l'hanno chiesto dal primo momento e continueremo a farlo. Basta che guardi quanti siamo, e non sono solo i 24 candidati, siamo in 80, siamo in molto di più, e questa comunità continuerà ad espandersi. Quindi voi smentite quel che si dice del fatto che i giovani non seguono la politica, non siano interessati? Si dicono tante cose, che adesso diranno che non saremo costanti, che sarà difficile portare un impegno. Che siete avanti, inesperti? Che siamo... Vedremo. Abbiamo dimostrato intanto con questo tassello, costruiremo il nostro futuro come stiamo facendo, è il nostro tempo, è il nostro momento. La città ha capito questo, devono capirlo anche molte altre persone. Questo stiamo gridando forte alla città e continueremo a farlo. Non è più la Bassano che è soltanto di certe parti, ma è una Bassano plurale, è una Bassano che è dei giovani e di chi vuole dare servizio alla nostra città. Il vostro risultato è notevole, come avevo detto, intorno al 14%, anche qualcosa di più. Guardiamo già al ballottaggio, c'è già qualche idea di schieramento? Si comincerà a parlare? Che intenzione ha Gianni Zen? Beh, prima di tutto non è una questione di Gianni Zen, ma è una questione di gruppo. In 2 mesi abbiamo inventato un nuovo modo di fare politica, e noi
abbiamo scelto la via della partecipazione, ragioniamo insieme, discutiamo insieme, decidiamo insieme e quando sarà il momento lo faremo, decideremo insieme su quello che vorremmo fare. Domande, Ferdinando? Mirko, ti ringraziamo, torniamo in studio perché siamo in chiusura, porta i complimenti al gruppo che ha sostenuto Gianni Zen, ovviamente li sentiremo nei prossimi giorni per tutte le interviste di Rito, grazie. Grazie a voi. Noi torniamo in studio perché sono arrivati, anche in questo caso purtroppo non sono dati ufficiali ma ve li leggiamo perché sono importantissimi, a 41 sezioni ormai su 41, Roberto Campagnolo è al 28%, 5.887 voti, Nicola Finco è al 25%, 5.225 voti, Elena Pavan si ferma al 23%, Nicola Finco ormai sì, vabbè, sono ufficiosi ma a quest'ora è chiuso tutto, si apre una nuova fase di questa campagna elettorale, quella più difficile, quella probabilmente più complicata, un appello agli elettori. Sì, è la parte più difficile perché comunque si andrà al ballottaggio il 23 di giugno, quindi siamo quasi a fine mese, ovviamente anche all'inizio della stagione estiva, quindi è fondamentale, l'appello lo faccio a tutti i cittadini bassanesi di ritornare al voto, in particolar modo faccio l'appello a tutti anche gli elettori di centrodestra di ritornare al voto perché qua si parla del futuro dei prossimi 5-10 anni della nostra Bassano del Grappa, quindi è fondamentale dedicare ulteriori 5 minuti per dare un governo stabile, credibile a questa città che è l'8ª città del Veneto ma da troppi anni soffre di isolamento, quindi noi ci siamo presi un impegno, ci abbiamo messo la faccia, adesso ovviamente aspettiamo solamente il consenso da parte dei nostri concittadini. Con questo appello le faccio un'ultima domanda, ci sono stati dei momenti, ecco vediamo la grafica, è una grafica aggiornata ormai a 40 sezioni su 41 e insomma questa è la situazione, a parte quella che può essere vista come la grande delusione di Roberto Marin, la forbice fra Nicola Finco ed Elena Pavan è di un 3%, c'è stato però un momento durante la giornata in cui Elena Pavan era avanti quando sono arrivati i voti dal centro e da San Vito, le parti erano invertite, non diciamo che ve la siete vista brutta perché non è un bel modo di dire, però sappiamo che ci sono stati momenti di tensione quando avete capito che si poteva portare a casa il risultato. Ma abbiamo iniziato a capire soprattutto dalle periferie, dalle frazioni del nostro territorio, quando hanno iniziato ad arrivare tutta una serie di dati ufficiosi attraverso i nostri rappresentanti di lista, numeri che ci dicevano che eravamo noi in vantaggio sulla sindaco uscente e quindi là ci siamo anche un po' tranquillizzati e poi ovviamente adesso i dati stanno arrivando ufficialmente e testimoniano insomma che siamo la coalizione che andrà al ballottaggio col centro-sinistra e quindi ovviamente siamo pronti a questa sfida. Qui arrivano i dati anche nel sito del Comune che confermano quello che vi abbiamo appena detto. Allora, riepiloghiamo prima di cedere nuovamente la linea al nostro direttore Luigi Bacciali che continuerà in questa maratona per parlarci di tutto il resto, per ricapitolare, per risentire e approfondire i tanti temi di cui abbiamo parlato oggi. Allora, Roberto Campagnolo, supportato da Partito Democratico, Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Bassano Passione Comune, primo classificato, diciamo così, con 28,34, Nicola Finco, Democrazia Cristiana, Finco Sindaco, Forza Italia, Lega, 25,32%, Elena Pavan con Fratelli d'Italia, Forza Bassano ed Elena Pavan Sindaco 22,75%, Gianni Zen con È il Momento 13,77%, Roberto Marin al 9,82%, si ferma sotto il 10%. Questo è un risultato praticamente acquisito, mancano 2 sezioni, 3 sezioni forse, ma che ormai non possono ribaltare più nulla. Si comincia, dicevamo, una nuova forma di campagna elettorale, 2 settimane per decidere che cosa succederà a Bassano in futuro. Nicola Finco ha accettato il nostro invito a essere qui con noi per lanciare questo ballottaggio. Vediamo se in questi ultimi 30 secondi magari arriverà anche qualcun altro che abbiamo invitato per chiudere questa nostra maratona elettorale, cedere la linea al direttore Luigi Bacciali. Ultima domanda per Nicola Finco, questo è l'inizio della riscossa per la Lega? Ma noi abbiamo sempre puntato sugli amministratori locali, no? Infatti in tanti mi hanno detto ma perché lo fai, non stai bene in regione?
Penso che per chi fa politica, per chi fa amministrazione, la cosa più bella è proprio quello di amministrare la propria città. E quando mi è stato chiesto di scendere in campo, di mettermi a disposizione, ho fin da subito accettato, perché so e conosco bene questa città, l'ho sempre vissuta, ne conosco le potenzialità, però ovviamente ci vuole quella marcia in più, no, per dargli una visione futura. E quindi sicuramente da Bassano può partire sicuramente un riscatto, però sappiamo che il riscatto parte sempre non dai simboli ma dagli uomini che rappresentano quella formazione politica. Quindi ovviamente noi ci mettiamo tutta la buona volontà, ci mettiamo a disposizione e ovviamente siamo pronti soprattutto anche ad unire questa città, perché l'impressione che ho avuto in questa campagna elettorale è che è una città che ha tante tensioni, infatti abbiamo visto, no, 14 liste, 5 candidati sindaco, è una città che ha bisogno di unirsi. Ovviamente si accettano le critiche, si accettano i consigli, ma bisogna unirla questa città. Con questa considerazione che insomma è condivisa da molti, perché Bassano si è presentata al voto come una città spaccata molto spesso da personalismi, da polemiche, da strategie politiche e personali che a volte hanno portato in qualche via senza uscita anche intere strategie, interi progetti per questa città. Noi vi salutiamo, finisce questa parte della nostra maratona elettorale, la riprenderà, passiamo il testimone nuovamente a Luigi Bacciali come ce l'aveva passato lui oggi alle 12. Ringraziamo Nicola Finco per essere stato qui con noi, gli auguriamo in bocca al lupo come abbiamo fatto con tutti. Grazie a voi anche per il servizio che fate, perché insomma da un giorno intero che siete in diretta, quindi sicuramente fate un servizio importante per tutta la nostra comunità. Noi ringraziamo anche Nicola Finco, ovviamente quando c'è qualcosa da raccontare noi ci siamo. Noi ringraziamo Fabio Verin, Edoardo Alberti, Alessandro Costacurta in regia, Andrea Benetti, Renzo Rigon e Simone Squarcina in esterna, poi Chiara Gaiani, Monica Smiderle, Alex Giuliano che ha fatto da ufficiale di collegamento. Ringraziamo Mirko Cavallini, ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato a condurre in porto questa maratona elettorale dall'inizio dello spoglio. Come dicevamo, cediamo la linea a Luigi Bacciali, vi diamo appuntamento a questa sera, ma poi da domani si ricomincia a sviscerare tutti i temi di Bassano per capire come si arriverà al ballottaggio fra 2 settimane. Come sempre ve lo raccontiamo nei nostri telegiornali. Grazie e buonasera.